Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Una folla commossa nella chiesa madre di San Martino a Corleone per l'ultimo saluto a Lucia Pecoraro e della figlia disabile Giusy, uccisa dalla madre, le due bare posta una accanto all'altra. Monsignor Isacchi ha sottolineato l'impossibilità di comprendere le ragioni del gesto. Agrigento disconosce la figlia appena nata in ospedale come previsto dalla legge, salvo poi pentirsene. Adesso toccherà alla magistratura assieme ai servizi sociali stabilire se la donna potrà riavere la piccola. Per ora nessuno stop alla programmazione di visite e interventi d'emergenza al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, malgrado l'allarme della UIL di Messina. Il direttore Agati spera in una nuova proroga, ma la Regione ancora non conferma. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali boccia la sanità siciliana. In Italia sono 15 gli ospedali al top, ma tra queste eccellenze nemmeno una si trova in Sicilia. Il quadro che emerge è desolante. La Regione siciliana vuole un nuovo Sicilia Express per far fronte all'emergenza del caro voli. Le tariffe degli aerei da e per la Sicilia sono ormai a livelli insostenibili. Da domani in vendita i biglietti del primo treno. Mastelli non raccolti, carrellati pieni, porta a porta a rilento. E quanto potrà avvenire anche in Sicilia per gli effetti dello sciopero nazionale degli operatori ecologici in programma domani. A Catania maggiori disagi nella raccolta differenziata si avranno nell'Ottocentro. E poi il calcio in Lega Pro, volata finale del girone d'andata per il Catania, che domenica va a Potenza con l'obiettivo di restare in testa alla classifica. Prime mosse di mercato del club rossazzurro per trovare rinforzi in grado di sostituire i tanti infortuni. Bentrovati al TG Sicilia a Corleone. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Lucia e Giuseppina. La madre ha ucciso in casa la figlia e poi si è tolta la vita. La celebrazione si è tenuta nella chiesa madre di San Martino. Marco Gullà. L'ultimo saluto a Lucia e Giuseppina. Nella chiesa madre di Corleone i funerali delle due donne, madre e figlia, due bare accanto. Lacrime e dolore da parte di amici e parenti, c'è incredulità per quanto accaduto, come ci racconta un amico di famiglia. Totò ha fatto l'infermiere qua all'ospedale per 40 anni, un'amicizia, una persona meravigliosa. Non si poteva mai aspettare una cosa del genere? Mai. Lei donna... è morta quando è morto suo marito, perché era suo marito e faceva quello che si sbrigava tutto, le faceva dall'A alla Z. Poi ha avuto un brutto male, 8 mesi aveva che se n'era andato. Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori, si è abbattuto su questa comunità corleonese, ha detto l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Isacchi, che ha officiato la messa. È stato inutile cercare di capirne il perché. Tutti i nostri ragionamenti e calcoli sulle difficoltà, la solitudine, lo stato d'animo, l'assistenza, il sostegno non trovano conferme nella concreta realtà di Lucia e di Giusy. Aveva paura di lasciare sola sua figlia, ci dice un'amica della donna in lacrime. Le bare escono in silenzio, l'ultimo viaggio insieme verso il cimitero del paese. Ad Agrigento il dramma di una bimba appena partorita in ospedale dalla sua mamma che si è allontanata senza riconoscerla come previsto dalla legge, salvo poi pentirsene. Riuscirà la donna a riavere la bambina? Del caso si sta occupando adesso la magistratura. Adelaide Barbagallo. La piccola sta bene, dorme nella sua culletta d'ospedale, ignara di quanto attorno a lei stia accadendo. Il suo destino al momento è incerto. Chi la crescerà? In quale città muoverà i suoi primi passi? In un altro letto accanto al suo reparto, nello stesso ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è nata, c'è la sua giovane mamma. Subito dopo il parto cesareo ha detto che non voleva riconoscere la figlia, così come previsto dalla legge. Poche ore dopo si è allontanata alla struttura, ma il rimorso di aver lasciato quel fagottino, certamente in mani sicure e non nel ciglio di una strada,
strada o in un cassonetto, ma non nelle sue braccia di mamma, è stato troppo grande ed è tornata sui suoi passi. Ai medici ha detto: voglio mia figlia, mi sono pentita, voglio crescerla io, ma davanti alla porta della neonatologia ha trovato la polizia. A quel punto il crollo psicologico e il malore. La giovane è stata nuovamente ricoverata. Un dramma che sta vivendo da sola, la maternità, il parto, la difficile scelta di crescere oppure no la sua bambina. La giovane vive in un contesto familiare difficile, il suo è un caso delicato di cui si stanno occupando magistratura e servizi sociali. Non è ancora chiaro se a questa mamma, originaria di un'altra provincia siciliana, verrà tolta la bambina o se entrambe saranno accolte in una casa famiglia. Nessuno stop alla programmazione delle visite e dei ricoveri d'emergenza al centro di cardiochirurgia di Taormina, anche dopo l'allarme lanciato dalla UIL di Messina, secondo cui il 31 scadrà la proroga dell'attività del CCPM e a meno di novità la chiusura sarebbe d'obbligo. Il direttore Agati conferma di rimanere in attesa dell'ennesimo prolungamento dell'attività. Roberta Lunghi. Il 31 dicembre è indiscutibilmente la data della scadenza dell'ultima proroga alla operatività del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La storia degli ultimi anni racconta di un proseguo solo a suon di proroghe, con la spinta verso richieste di deroga a una legge che avrebbe portato la Sicilia a una situazione speculare alla regione Veneto, e invece ci si ritrova a vivere ancora di attese. Le attese sono relative al rinnovo o a qualsiasi forma di proroga, deroga o qualsiasi comunicazione da parte dell'assessorato. In una nota la UIL di Messina riaccende i riflettori sul versante della consapevolezza della data, oltre la quale senza un atto formale sarebbe chiusura. Un volontario allarme da una parte, ma anche monito e scuotimento all'azione dall'altra. Chiediamo che ci sia immediatamente intanto la proroga che vada oltre il 31 dicembre e poi soprattutto che la nuova rete ospedaliera preveda definitivamente una stabilizzazione del centro di cardiochirurgia pediatrica in maniera tale da dare certezze a migliaia e migliaia di piccoli pazienti, delle loro famiglie e ai lavoratori di questo reparto. Al netto di quanto prometteva la bozza della nuova rete ospedaliera, ancora non approvata e che vedeva il centro taorminese Costola del Civico di Palermo, le interlocuzioni sono ancora in corso. Quello che noi sappiamo è che l'ASP di Messina ha chiesto chiarimenti all'assessorato in merito al continuo delle attività del centro. Dal canto suo il dottore Agati non ha fermato la programmazione delle visite e delle operazioni in urgenza, come l'ultima di pochi giorni fa su una neonata di 600 grammi. La nostra lista d'attesa è basata molto sulle visite ambulatoriali e quello che noi facciamo. Dico, non abbiamo sospeso nessun ricovero. Interpellata, l'assessore regionale Faraoni al momento ci lascia anche lei in attesa di risposta. Sanità malata in Italia, 2 ospedali su 10 vengono bocciati dall'Agenas. Male la Sicilia che non ha nemmeno una struttura considerata d'eccellenza. Adelaide Barbagallo. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali boccia in maniera implacabile la sanità siciliana. In Italia sono 15 gli ospedali al top, ma tra queste eccellenze nemmeno una si trova in Sicilia. Il quadro che emerge è desolante. Tutta la sanità del meridione ha valutazioni molto basse. Le eccellenze sono concentrate al nord, con una sola eccezione al sud, l'azienda ospedaliera Federico II di Napoli. Diversi parametri presi in considerazione, per fare un esempio il numero di parti cesarei, la tempestività in casi di ictus o negli interventi di angioplastica, gli esiti dopo un intervento al femore. In Italia quasi 2 ospedali su 10 sono rimandati per la qualità delle prestazioni, lontana dagli standard di eccellenza. In Sicilia su 103 strutture 43 sono bocciate, erano 49 l'anno precedente, 6 sono uscite dalla segnalazione audit. Ma restano molte le criticità. Nell'isola si segnala in particolare una percentuale ancora troppo alta di parti con taglio cesareo, sopra il 35%, e non va bene nemmeno per la mortalità dopo un intervento di bypass coronarico o di ictus. Piccola consolazione, la Sicilia si trova al di sopra della soglia ottimale del 60% per gli interventi di angioplastica coronarica, eseguita entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale su pazienti con infarto miocardico acuto. La pista nera sulle stragi del 92 vale 0. Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, udito in Commissione Nazionale Antimafia, Falcone e Borsellino uccisi come concausa dell'inchiesta Mafia e Appalti. Il servizio di Luca Ciliberti.
L'audizione del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in Commissione Nazionale Antimafia sulle stragi del 92 rischia di segnare una tappa importante nella ricerca della verità sulla morte dei giudici Falcone e Borsellino. Il procuratore De Luca di fatto smonta la pista nera, ovvero l'ipotesi giudiziaria di un coinvolgimento del terrorista neofascista Stefano Delle Chiaie, esponente dell'estrema destra parlamentare, fondatore di Avanguardia Nazionale, nella strage di Via D'Amelio, dicendo senza mezzi termini che questa vale zero tagliato e di aver perso già abbastanza tempo su questa vicenda. La pista era stata prospettata dall'allora procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle. È sul filone mafia appalti consegnato alla procura di Palermo dai ROS dei Carabinieri il 16 febbraio 91 che bisogna approfondire. Non capisco lo scetticismo manifestato su questa pista, che ritengo concausa degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dice il magistrato, che individua due precondizioni: l'isolamento di Falcone e Borsellino e una concausa, la vicenda mafia appalti, come elementi che hanno portato alle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Pur non avendo prove su elementi corruttivi che riguardano Gianmanco e Pignatone, aggiunto De Luca, potrebbero aver compiuto comportamenti inopportuni tali da indurre i mafiosi a ritenere che la procura, con l'eccezione di Falcone e Borsellino ritenuti incorruttibili, fosse malleabile e permeabile alla corruzione della criminalità organizzata. Via libera alla riforma del sistema di nomina dei manager della sanità. La Giunta lo ha varato nel pomeriggio. Intanto inizia a rallentatore il percorso della finanziaria regionale all'ARS. Dopo il vertice di maggioranza, prime schermaglie con le opposizioni. Maglio Viola. Cambia il sistema di nomina dei manager della sanità siciliana. Il presidente della regione lo aveva annunciato e oggi la Giunta ha approvato la nascita di un'alta commissione di 3 esperti che selezioneranno gli aspiranti manager già inseriti nell'albo e proporranno una terna di nomi per ciascun ospedale o ASP. Fra questi la politica poi potrà scegliere. La Giunta di oggi pomeriggio ha anche completato le nomine dei vertici dei consorzi universitari di Trapani e Siracusa e ha avviato la procedura per confermare Angelo Sicali all'IACP di Catania. Intanto partenza rallentatore per la finanziaria regionale. In una seduta che dura appena 28 minuti salta subito il cronoprogramma che era stato fatto poco prima in conferenza dei capigruppo. Il termine per gli emendamenti, fissato per giovedì alle 18, slitta di mezza giornata, si potranno presentare fino a venerdì 12 alle ore 12. Anche la discussione generale si concluderà soltanto il prossimo lunedì 15 dicembre entro le 17:30. Si entrerà nel vivo della manovra soltanto martedì 16 dicembre per analizzare 134 articoli. L'Aula avrà a disposizione soltanto 8 giorni se si vuole fare in tempo per Natale. Le opposizioni preparano battaglia mentre la maggioranza prova a stringere le fila. 2 ore di vertice questa mattina nelle stanze del governo. In finanziaria si cercherà di calare 2 emendamenti da 10 milioni ciascuno per il personale degli enti locali e per l'aumento delle ore degli ex precari PIP. Sul fronte politico la maggioranza separa nettamente la trattazione della legge di stabilità dalle scelte in vista delle elezioni amministrative che vengono delegate a un tavolo istituito appositamente. Il percorso comunque non sarà semplice per la finanziaria. Una manovra nata come snella e composta da 28 articoli, così come uscita dalla Giunta, è arrivata in discussione con 134 in 72 pagine da trattare. Contiamo su una valutazione favorevole della Commissione europea che consideri corretta la nostra interpretazione nell'applicazione delle direttive Habitat e Appalti. Così potrà essere assunta dal Governo una seconda delibera al CIPES. Questo è l'annuncio dell'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, per l'ottenimento di una registrazione con formula piena per la realizzazione dell'infrastruttura. La regione siciliana vuole un nuovo Sicilia Express per far fronte all'emergenza del caro voli. Le tariffe degli aerei da e per la Sicilia sono ormai a livelli insostenibili. Da domani in vendita i biglietti del primo treno. Luca Ciliberti. Il caro voli spinge la regione siciliana a incentivare il Sicilia Express, il treno speciale convenzionato che è stato pensato per far tornare a casa studenti e lavoratori a un prezzo calmierato, 29 euro circa a tratta. Fino ad oggi è prevista un'unica partenza, il 20 dicembre da Torino verso Palermo e Siracusa. Il ritorno sarà il 5 gennaio. La vendita dei biglietti non è ancora partita, ma è facile immaginare, così come è accaduto lo scorso Natale e a Pasqua, che i 600 posti a disposizione andranno esauriti in poco tempo. Il treno, inizialmente derubricato a iniziativa spot della regione, è stato apprezzato
invece dai viaggiatori perché è fornito di tutti i comfort e viaggia a prezzi concorrenziali anche rispetto alle attuali proposte commerciali di Trenitalia. La difficoltà di replicare l'offerta sta adesso nella capienza delle linee, soprattutto nel centro Italia. Infatti la Regione ha già pronte le risorse, 160.000 euro circa, per coprire l'iniziativa, ma resta in attesa del via libera del gestore. Intanto i prezzi dei biglietti aerei continuano a lievitare, 500 euro in media per un volo di andata e ritorno per la Sicilia nel periodo delle festività natalizie. In mancanza di voli a prezzi abbordabili e in attesa del secondo Sicilia Express, in tanti si stanno già orientando per i bus a lunga percorrenza, un servizio che non conosce crisi durante tutto l'anno. Anche la Sicilia aderisce allo sciopero nazionale di domani del settore igiene ambientale. A Catania i maggiori disagi nella raccolta differenziata si avranno nell'800. Roberta Lunghi. Mastelli non raccolti, carrellati pieni, porta a porta a rilento, e quanto potrà avvenire anche in Sicilia per gli effetti dello sciopero nazionale degli operatori ecologici, con uno stop previsto per l'intera giornata lavorativa di domani e che riguarda tutto il comparto dell'igiene urbano e proclamato dai sindacati FP, CGIL, FIT, CISL, Will Trasporti e FIADEL, sulle rivendicazioni, tra le altre, di un nuovo contratto con retribuzioni più giuste per chi ogni giorno lavora per mantenere le città pulite. A Catania il maggiore disagio è previsto nell'800, gestito dalla Gema, mentre le zone sud e nord sembrano al momento manifestare un'adesione minore allo sciopero. Restano garantiti i servizi minimi per la sicurezza igienico-sanitaria, e cioè la raccolta nei pressi di ospedali e scuole. Tutti i conferimenti potranno essere recuperati nel giorno successivo allo sciopero. Stessa cosa a Palermo, dove la RAP ha annunciato possibili rallentamenti nella raccolta rifiuti e nei servizi di igiene urbana. La protesta, avvertono i sindacati, non riguarda solo riconoscimenti economici, ma anche diritti sul lavoro, condizioni dignitose, sicurezza e rispetto. Catania, operai all'opera per ripulire la fontana di Proserpina. In civili la utilizzano come pattumiera e persino da dormitorio. Svuotate le vasche, il monumento verrà transennato in vista di un sofisticato intervento di restauro. Tonino De Mano. Centinaia e centinaia di bottiglie, prevalentemente di vetro, cartacce di ogni tipo, resti di cibo, cuscini ed anche televisori. Non è una discarica qualsiasi, ma è quello che si trova dentro la fontana di Proserpina, oggi un autentico monumento al degrado, colpa dei tanti incivili che utilizzano la vasca e il prato circostante per gettare ogni cosa. Davvero un pessimo biglietto da visita per chi arriva in treno a Catania, per non parlare di turisti e pendolari che passano, osservano e si indignano. È brutto farsi riconoscere per questo, perché è una bellissima città con tanta bellissima storia che viene messa spesso in secondo piano. Per questo motivo poi andiamo fuori, perché tendiamo a sminuire quello che abbiamo qui, perché siamo abituati a vedere questo schifo davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Operai della Multiservizi all'opera per rimuovere montagne di rifiuti. Nel frattempo si svuota l'enorme vasca da oltre 15.000 litri e a chi, specie sui social, si è lamentato per l'acqua ristagnante, risponde questo operaio della Multiservizi. Se noi togliamo l'acqua, come altre volte è successo da 2 o 3 giorni che dobbiamo fare dei lavori, vanno a dormire nella grotta degli chiesi comunitari. Avete capito bene, persino la grotta è stata utilizzata come dormitorio. Ultimato lo svuotamento, la fontana di Proserpina verrà transennata per evitare che dopo qualche ora possa ritrovarsi di nuovo piena di rifiuti e in vista di un sofisticato intervento di restauro programmato in primavera. A Catania continuano i controlli e i presidi della Polizia Municipale, tornata in azione oggi dopo i blitz dei giorni scorsi, in collaborazione con uomini della Polizia di Stato. I controlli straordinari stavolta hanno interessato via Playa e ancora una volta via Plebiscito. Elevati diversi verbali, divieto di sosta, guida senza casco, macchine parcheggiate sui marciapiedi. E cambiamo argomento, rimaniamo sempre a Catania, cori e canti natalizi nella stazione della metropolitana Giovanni XXIII. È la manifestazione Suoni in Metro promossa dal Comune in collaborazione con la ferrovia Circumetnea. Nello stesso scalo è allestita una mostra con materiale riciclato. Simona Mazzone. Canti di Natale, cori e musica della tradizione fino al prossimo 16 dicembre arricchiranno l'atmosfera nella stazione della metropolitana Giovanni XXIII di Catania, grazie all'iniziativa che torna anche quest'anno, voluta dall'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi, Suoni in Metro, promossa dal Comune in collaborazione con la ferrovia Circumetnea.
La musica fa tantissimo per i ragazzi, io penso che la musica come così queste attività fatte dalla pubblica istruzione insieme alle scuole siano uno dei migliori mezzi per il contrasto alla dispersione scolastica. Partecipano 10 scuole cittadine ad indirizzo musicale. Ad aprire il ciclo di concerti sono stati gli alunni degli istituti Deledda Coppola e San Giovanni Bosco. Meglio la chitarra classica o quella elettrica? Classica. E da quanto tempo la suoni? 2-3 mesi. Che musica ti piace suonare? Tu scendi dalle stelle. Talento, passione e tanto studio grazie al supporto dei docenti e dei dirigenti scolastici, ma soprattutto grazie ai sacrifici delle famiglie che questi ragazzi portano anche fuori dalle aule il proprio talento. Intonami la canzone tua preferita di Natale. Jingle bell, jingle bell, jingle all. La sai tutta? Sì. E fino al 6 gennaio i locali della metro Giovanni XXIII ospiteranno presepi, addobbi natalizi e alberi realizzati dagli studenti delle scuole a tema ambiente e riciclo. Allegria, musica e colori, il modo migliore per augurare a tutti i passeggeri della metro buone feste. Adesso una pausa, tra poco lo sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, volata finale del girone d'andata per il Catania che domenica va a Potenza, società rossazzurra che si sta iniziando a muovere anche sul mercato per trovare quelle alternative da dare a Toscano dopo i diversi infortuni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Francesco Triolo. Di accelerare quello che vuole fare il Catania prima della sosta casalinga e del giro di boa del campionato. L'ultima giornata ha fatto registrare il rallentamento della Salernitana, ma il Benevento è sempre lì con i rossazzurri al comando. Potenza fuori casa, l'Atalanta Under 23 al Massimino, sono questi i prossimi 2 appuntamenti davanti al gruppo rossazzurro che con il trascorrere delle giornate ha acquisito sempre più certezze e consapevolezza dei propri mezzi, dimostrandosi più forte anche delle assenze, tante importanti, che hanno caratterizzato soprattutto l'ultimo periodo. A Potenza Toscano ritroverà Di Tacchio che ha scontato il turno di squalifica e confida anche nei rientri di Donnarumma e Pieraccini dai rispettivi infortuni. Sarebbero 2 pedine importanti per difese e corsie esterne. Considerato anche che Ierardi non sarà disponibile prima di metà gennaio dopo l'operazione di ernia. La volata di fine anno coincide anche con i primi movimenti in vista della sessione di gennaio del calciomercato e proprio gli infortuni costringeranno la dirigenza etnea a muoversi per rinforzare la rosa. Visti i tempi lunghi per l'infortunio di Cicerelli, il Catania sta variando Giovanni Bruzzaniti, 25enne fantasista del Pineto, che in questa stagione ha già messo a referto 7 gol e 7 assist. Il giocatore ha già dato il suo gradimento al Catania. Occorre discutere col Pineto, dove c'è già D'Andrea in prestito con diritto di riscatto che potrebbe rientrare nell'operazione. Nel mirino del Catania però c'è anche un difensore centrale di esperienza, oltre che un centrocampista che attualmente gioca in Serie B e infine un laterale sinistro come alternativa a Donnarumma. Sabato prossimo Trapani e Siracusa di nuovo in campo, Granata impegnati in casa contro il Cosenza, azzurri in campagna con la Cavese. Sergio Colosi. Un'altra sfida prima del derby a chiusura del girone d'andata. Archiviati i rispettivi pareggi, Trapani e Siracusa sono già proiettati agli incontri di sabato prossimo. Granata attesi dalla gara al provinciale contro il Cosenza. Azzurri ospiti di una Cavese ferita dalla sconfitta contro il Benevento vice capolista. 2 partite che faranno da prologo allo scontro diretto nel derby al De Simone del 21 dicembre prima della sosta. La buona prestazione di Salerno ha confermato che sul campo la squadra di Aronica merita un piazzamento nei play-off. La possibile penalizzazione di altri 8 punti invece potrebbe drasticamente cambiare l'obiettivo stagionale. Di tutto ciò potrebbe avvantaggiarsi il Siracusa penultimo con 14 punti e reduce dal pareggio beffa contro il Foggia. Le squalifiche di Bonacchi espulso sabato scorso e del capitano Candiano già sotto diffida e ammonito complicheranno i piani di Turati, che comunque riavrà a disposizione Molina nel ruolo di prima punta e Puzzone che contenderà a Zanini la titolarità della fascia destra. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Nessun altro aggiornamento per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.